Il problema dei fusti della Jolly Rosso stasera in Consiglio Comunale a Venezia. Celebrata con grande partecipazione della gente dei campi la festa del ringraziamento. Fra poco i risultati delle votazioni a Lazzise e a Bussolengo nel Veronese. Calcio, alla sconfitta d'Avellino del Padova fa riscontro il successo del Venezia, primo in classifica. Buon pomeriggio, apriamo con i temi ambientali questa edizione del telegiornale. Gli scontri e la tensione di ieri in Consiglio, dove si sono fronteggiati da una parte gruppi ambientalisti veneti e friulani e dall'altra alcuni abitanti della zona, ripropongono con forza il tema del futuro della montagna. I gruppi ecologisti avevano organizzato a Tambre una manifestazione per protestare contro il piano neve della regione, un piano che prevede fra l'altro la costruzione di una pista sciistica che dovrebbe collegare Piancavallo ad Alpago. Questo implicherebbe, ad un'altezza di 1800 metri, l'inoltrarsi della pista in un bosco di faggi con la distruzione di circa 3700 piante. Un prezzo troppo alto dal punto di vista ambientale, sostengono gli ecologisti. Una soluzione che invece, dicono gli abitanti della zona, darebbe un po' d'ossigeno all'economia e al turismo di questa località. Due tendenze dunque difficili da conciliare e spetterà agli amministratori locali e regionali farlo. Occupiamoci ancora di ambiente e parliamo stavolta dei fusti tossici della nave Jolly Rosso. Come sapete 1400 di questi fusti sono stati stoccati e messi per il trattamento nello stabilimento Montedipe di Marghera. Bene, questa sera in Consiglio Comunale a Venezia si dovrebbe parlare proprio delle implicazioni sul piano ambientale del trattamento di questi fusti. Nei giorni scorsi, infatti, la consigliera democristiana Anna Maria Miraglia aveva affermato di essere in possesso di dati inediti e a quanto pare preoccupanti sulle conseguenze ambientali del trattamento. L'unità sanitaria locale a sua volta sta controllando la situazione e stasera probabilmente vi sarà un vivace dibattito sui reali indici di sostanze tossiche. Pagina politica, si sono appena chiuse nel Veronese le urne in due comuni che dovevano votare per il rinnovo dei rispettivi consigli comunali, sono Lazzise e Bussolengo. A Bussolengo 70 elettori hanno restituito, senza aver votato, la scheda elettorale, un gesto per protestare contro le lentezze nell'attuazione del ponte sul fiume Adige che dovrebbe collegare il paese alla Pescantina. E passiamo adesso alla cronaca. Nel Vicentino c'è stata una lunga serie di incidenti stradali, il bilancio è pesante, 3 morti, sono morti 3 giovani ed un bambino di 10 anni che è stato travolto da un'auto mentre pedalava lungo la strada. Nel primo incidente accaduto sulla Marosticana ha perso la vita Nicola Tognato, 18 anni, di Povolaro. La vettura su cui viaggiava assieme ad altri 2 amici, dopo aver abbattuto un muretto, è andata a schiantarsi contro un albero. A Isola Vicentina un ventenne del posto, Andrea Manea, ha perso il controllo dell'auto ed ha perso la vita finendo fuori strada. Poco dopo in viale Pasubio a Vicenza città un'auto è finita contro il palo di sostegno di un'insegna pubblicitaria, di un distributore. Ha perso la vita Paolo Rigotto, 21 anni, di Altavilla Vicentina. Infine il piccolo Marco Repele di 10 anni sta a Crespadoro, è stato travolto e ucciso da un'automobile. Un anziano cacciatore di Fossò è stato trovato morto in un canale di Scolo. Si tratta di Amedeo Gastagli, 85 anni, che ieri mattina era uscito per andare a caccia. Un altro cacciatore più giovane è morto durante una battuta di caccia nella zona di Col de Fagher nel Bellunese. È scivolato in un canalone e quindi ha fatto un volo di circa 200 metri. Si chiamava Luciano Dedin ed aveva 27 anni. Passiamo ad altri temi. È stata celebrata nel Veneto, con una grande partecipazione della gente dei campi, la giornata del ringraziamento. Angelo Squizzato ha seguito questa giornata dei coltivatori del Veneziano che si è svolta a Cavarzere. La giornata del ringraziamento è celebrata ogni anno dalla Coltivatori Diretti in coincidenza con la festa di San Martino, che per tradizione segna il confine tra un'annata agraria che si chiude ed una che si apre. Qui siamo a Cavarzere, in provincia di Venezia, una gran bella festa, un lungo corteo, in testa la banda, e ragazzi in costume con i prodotti tipici della terra. Una giornata di festa, con un richiamo ai prodotti della terra, alle tradizioni, a manifestazioni tipicamente popolari legate alla vita dei campi.
Manifestazioni come questa di Cavarzere si sono svolte in numerose località del Veneto. Sono state organizzate in particolare giornate del ringraziamento a livello provinciale. Oltre a questa di Cavarzere dei coltivatori del veneziano, ricordiamo tra le altre quelle che si sono celebrate a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso e a Nove in provincia di Vicenza con la partecipazione degli esponenti della Coltivatori Diretti. A Nove ha parlato tra gli altri il presidente regionale l'europarlamentare Franco Borgo. Giornata del ringraziamento, celebrazioni, esposizione di prodotti tipici della terra, consuntivi e preventivi. Un'occasione per fare il punto sulla situazione agricola. Ragioni di preoccupazione più che di soddisfazione. La gente dei campi vorrebbe maggiore attenzione e maggiore partecipazione ai problemi agricoli, soprattutto maggiori gratificazioni economiche. Giornata di ringraziamento con significato e contenuti anche religiosi, con l'offerta dei doni della terra nelle chiese e l'invocazione a Dio sui lavori dell'uomo e sulle messi dei campi. Le immagini si riferiscono alla celebrazione nella chiesa di Cavarzere. Durante il rito il richiamo e il monito a rispettare la terra, a non offenderla con comportamenti che inquinano, a esserle grati per i frutti che dà. Torniamo alla pagina politica. I socialdemocratici hanno illustrato la loro proposta di separazione amministrativa di Treporti Cavallino da Venezia. Vediamo le novità. Ecco le immagini proiettate al convegno organizzato dal Partito Socialdemocratico che si è tenuto a Cavallino sul tema Un futuro chiamato autonomia. Al centro dell'incontro la proposta di autonomia amministrativa da Venezia di questa zona, una zona che